Presidente Serracchiani, dopo gli alpini e i bersaglieri, oggi i carristi, il Friuli Venezia Giulia sempre vicino alle forze armate. Il riconoscimento dell'ottima collaborazione e cooperazione che c'è sempre stata in questo territorio, in questa regione con le forze armate, e anche il riconoscimento di un lavoro che stiamo facendo insieme. Quindi per noi è un grande orgoglio ospitare questi raduni nazionali e auspichiamo davvero che le nostre città siano ancora una volta il centro e il luogo nei quali tutti si ritrovino. Vicepresidente Bolzonello, la città di Pordenone accoglie ancora una grande festa dedicata alle forze armate. Noi sappiamo cosa hanno significato e cosa significano le forze armate in Friuli Venezia Giulia e nel Pordenonese in particolare. Sappiamo quanto hanno contribuito alla crescita economica di questa nostra regione, di questa nostra provincia e di questa città in particolare, ed è per questo che ad esempio l'Ariete è cittadina onoraria di Pordenone. Detto questo, sembra opportuno, sembra doveroso dare una restituzione e quindi ospitare nel modo migliore questo raduno che fa ritrovare tanti amici, tante persone che hanno dato molto e che hanno contribuito appunto alla crescita della nostra città e del nostro territorio.